Tenimenti Civa, una delle più giovani aziende insediatesi sul territorio, che da subito ha iniziato a valorizzare il territorio in cui produce i vini, e in particolare il vigneto di Bellazoia. Chiederei a Valerio Civa di raccontarci il suo progetto. Grazie dell'intervista che ci avete concesso. Tenimenti Civa nasce nel 2016 per un progetto importante per qualificare, diciamo, un territorio dove io sono arrivato e conosciuto nel 2015, che è appunto Bellazoia, una frazione all'interno del comune di Pogoletto, di cui sono rimasto entusiasta perché è un bellissimo anfiteatro con dietro le Prealpi Giulie, e abbiamo tutti i boschi, abbiamo vicino a noi alcuni piccoli torrenti che ci circondano, e all'interno di questa, diciamo, piccolo anfiteatro è incastrato questo vigneto che nel 2016 era di circa 20 ettari e che oggi abbiamo portato a circa 45 ettari. Abbiamo chiamato appunto tutto quello che nasce in questo vigneto Bellazoia, e diciamo che la regione ci ha dato la possibilità di far diventare questa zona diciamo, dargli un nome particolare, e all'interno di questo vigneto il progetto prevede quello che è lo sviluppo di un vitigno in cui noi crediamo molto. Quindi questo vitigno è la Ribolla Gialla, è un vitigno autoctono del Friuli, un vitigno che ha una grandissima storia, che ha un bellissimo nome, ed è un vitigno che secondo me si presta a diventare uno degli, diciamo, vitigni brand ambassador del Friuli del futuro. Si presenta in varie declinazioni, perché si presenta nella versione ferma e nella versione bollicina, ed è un prodotto che si presta a essere consumato da giovani e anche ovviamente per coloro che sono abituati da tanto tempo, perché la Ribolla nasce soprattutto come vino fermo, nella tradizione a bersi un vino così importante fermo. All'interno della nostra azienda diciamo, poi abbiamo anche tutti gli altri vitigni, anche se privilegiamo diciamo, quelli autoctoni, quindi dal Refosco, lo Schioppettino, al Friulano. Ovviamente abbiamo anche vitigni internazionali, Pinot Grigio, Chardonnay, Sauvignon, Merlot e Cabernet. E nel nostro vigneto nascono tre diciamo, grandi cru particolari, che sono proprio la Ribolla, il Merlot, il Refosco e il Sauvignon. Nel 2016, quando sono arrivato, avevamo solo effettivamente una vigna e una piccola cascina. Pian pianino abbiamo messo a posto tutto. Oggi, attraverso vari investimenti, abbiamo, diciamo, una cantina che ha una capacità di produzione di quasi 2 milioni di bottiglie, quindi riusciamo in qualche modo a coniugare l'aspetto della qualità dei piccoli cru anche con delle quantità magari di altri vitigni importanti. Siamo anche un bacino, diciamo, di raccolta uva, per cui abbiamo anche tanti piccoli conferitori del comune di Savognano e di altri comuni che sono sempre all'interno di Pogoletto, anche vicini, con cui abbiamo aperto dei rapporti per portare avanti un progetto comunque sempre dedicato alla qualità. Noi ci rivolgiamo a un consumatore che prevalentemente, diciamo, acquista i nostri prodotti nei supermercati, e il nostro progetto l'abbiamo chiamato Alta Qualità nel Carrello, perché volevamo che diciamo, le colline del Friuli fossero rappresentate anche all'interno dei supermercati, ma nella loro migliore aspetto e qualità. Quindi abbiamo creduto in questo progetto oggi sta portando avanti degli ottimi frutti, abbiamo, diciamo, delle quantità importanti nel mondo della grande distribuzione. Quest'anno, parlavamo prima, abbiamo quasi gestito 1,5 milioni di bottiglie, di cui chiaramente la metà sono quelle ovviamente della Ribolla, e all'interno di questa metà una parte dedicata tutta alla bollicina che sta effettivamente crescendo in maniera molto importante,
che viene apprezzata dai consumatori, proprio perché comunque oltre ad avere un bel nome anche tecnicamente è un prodotto alternativo veramente ad altri spumanti che si trovano oggi e che sono comunque consumati in grande quantità. Abbiamo dei progetti per il futuro per diciamo, sviluppare ancora di più diciamo, questa idea. Uno dei progetti non è legato in questo caso a Bella Zoia ma in un altro comune, a Manzano, dove comunque abbiamo creato un corpo unico di circa 25 ettari vitato solo di ribolla gialla. Quindi noi crediamo in questo ovviamente vitigno, portiamo avanti questo vitigno che è la bandiera in questo momento del Friuli e speriamo che insomma, i consumatori apprezzino questo prodotto, che vengano a trovarci. Noi facciamo parte del movimento del turismo, del vino e quindi abbiamo una showroom in cui accogliamo i vari consumatori o clienti o interessati a questo mondo, in cui li possiamo portare a fare diversi percorsi di campagna, di cantina, con varie degustazioni dei nostri vini, quindi li aspettiamo a Bella Zoia, nel nostro vigneto, sperando appunto che riconoscano in tutto questo lavoro tutti i sacrifici che fin qui adesso abbiamo fatto. Abbiamo all'interno della nostra azienda tante giovani persone molto preparate, alcuni che lavoravano lì all'interno dell'azienda da oltre quasi ormai 30 anni, perché comunque i vigneti che abbiamo acquisito nel 2016 erano vigneti che avevano già 30-40 anni, quindi persone con grande tradizione, capacità e conoscenza. Abbiamo affiancati a tanti giovani che sono arrivati, che hanno portato la loro voglia di fare e di creare cose nuove e che insomma sono sempre interessanti in questo momento. Stiamo portando avanti un progetto di sostenibilità, quindi cerchiamo di portare avanti in un territorio molto difficile, perché comunque è un territorio molto piovoso, e portare avanti diciamo, il biologico è molto difficile, però cerchiamo di portare avanti un progetto di sviluppo anche del territorio di qualità, cercando di andare a usare ovviamente tutto quello che è la minor chimica che si può, cercando di fare lavorazioni, tenendo curato ovviamente tutti i vigneti, in maniera tale effettivamente da poter consentire anche uno sviluppo non solo della mia azienda ma anche di un territorio che è quello di Bella Zoia, che possa essere riconosciuto da tutti come un luogo in cui magari poter andare anche a fare una bella passeggiata. Dal prossimo anno inizieremo un progetto sperimentale sulla ribolla gialla, quindi questa è una comunicazione in anticipo e diciamo in anteprima, in un vigneto proprio davanti alla nostra azienda di circa 3 ettari. Inseriremo, abbiamo selezionato 12 tipologie di cloni di ribolla che verranno messi su 2 o 3 tipi di innesti diversi, e quindi potremo avere la possibilità di arrivare a sentire fino quasi a 30 tipologie di vini diversi sulla ribolla. Quindi questo è il vigneto Bella Zoia sperimentale che partirà a marzo del prossimo anno. Chiaramente sono tutte piante nuove, quindi avremo bisogno di 3 o 4 anni per giungere al termine di questo progetto. Viene fatto anche in collaborazione con Udine e con l'università, quindi con diverse persone che ovviamente si occupano tanto tempo di selezionare barbatelle, cloni, e quindi questo credo che sia il primo progetto sperimentale importante di tutto il Friuli legato alla ribolla gialla, quindi ci aspettiamo che tanta gente poi venga a vedere cosa succede nelle nostre vigne. Quindi sì, la ribolla gialla, che è il vino più giovane ma anche il più antico, perché ha circa 740 anni di storia, nella vostra azienda ha un'ulteriore evoluzione con questa sperimentazione che state facendo con l'università. Sì, avrà un'evoluzione. È chiaro che nel mondo del vino, per portare a termine dei progetti, è necessario effettivamente tanto tempo, perché credo che
la prima vinificazione, quindi i primi test saranno fra almeno 3-4 anni, quindi voglio dire, abbiamo tempo per riaggiornarci su questa cosa, però l'importante è crederci, portare avanti dei progetti di qualità che sono poi legati a un territorio veramente meraviglioso in cui ci troviamo e che comunque siano verso quella che è la sostenibilità e la qualità, diciamo, dell'ambiente in cui dopo si va anche a lavorare o si ospitano le persone. Ringraziamo Valerio Civa dell'azienda Tenimenti Civa.